Come ogni martedì è il momento del nostro approfondimento settimanale, è il momento del Faro. Pochi giorni fa l'Assemblea federale ha eletto per la prima volta una donna ticinese alla carica di giudice ordinaria del Tribunale federale. Un ruolo importante, di grande responsabilità, raggiunto con impegno e determinazione, come ci racconta questa sera la diretta interessata Federica De Rossa, professoressa straordinaria in diritto dell'economia, direttrice dell'Istituto di diritto presso l'USI, dal 2014 giudice supplente del Tribunale federale e dal prossimo 1 gennaio giudice ordinaria del Tribunale federale di Losanna. Buonasera. Buonasera. Allora, l'ho sottolineato anch'io all'inizio in questa presentazione, lo hanno fatto più o meno tutti i giornalisti parlando di lei in questi giorni. Prima donna ticinese al Tribunale federale. Quando lo sente, prevale l'orgoglio oppure il fatto di sottolineare il suo essere donna in qualche modo le fa dire c'è ancora tanta strada da fare? Ma penso che ci siano entrambe le emozioni che convivono. È chiaro che in un mondo ideale questo non dovrebbe più essere un tema. D'altra parte è anche chiaro che non siamo ancora in un mondo ideale, che dobbiamo infrangere dei soffitti di cristallo e quindi se li infrangiamo è giusto sottolinearlo affinché si aprano delle porte anche per altre donne. E chiaramente anche per me è un grandissimo onore essere io la prima ad essere arrivata al Tribunale federale, perché nella mia vita ho comunque sempre fatto molta attenzione proprio nel mio quotidiano a lottare contro gli stereotipi, a infrangere certi pregiudizi inconsci e quindi è un po' come un premio per me. Lo diceva anche lei, il tema dell'uguaglianza, della conciliabilità è sempre stato un suo tema ed è di grandissima attualità, soprattutto dopo il voto per la riforma AVS 21. Le chiedo, adesso che lei è arrivata in qualche modo, no, guardando indietro, quali sono stati per lei, se ci sono stati, i sacrifici e le rinunce più importanti? Ma io sono una persona abbastanza determinata e ho molta perseveranza, quindi credo di non aver fatto molte rinunce. Ho cercato sempre di conciliare le mie passioni con i miei desideri, ma è chiaro che anche questo è stata una fatica per me, ma anche un grande lavoro di tutte le persone che ho avuto attorno a me, la mia famiglia, tutta una serie di supporti. E credo che questo sia fondamentale nella società per permettere anche alle donne di raggiungere delle posizioni importanti nelle carriere. Credo che la società dovrebbe fare di più per creare queste condizioni. Tra l'altro, proprio recentemente, il 10 settembre, è scomparsa la prima donna giudice nominata al Tribunale federale, Margrethe Bigler Eggenberger. Aveva 89 anni ed era stata nominata nel 72. Per 17 anni è stata l'unica donna al Tribunale federale. In una sua intervista raccontava che quando lei è arrivata a Losanna c'erano alcuni colleghi uomini che si rifiutavano addirittura di rivolgerle la parola. Ora, è chiaro che siamo lontanissimi, per fortuna, da questo scenario, ma le chiedo se la magistratura resta ancora prevalentemente un ambiente maschile. Allora, per quanto riguarda il Tribunale, la sua attuale composizione direi che conferma che ci si sta avvicinando a una composizione paritaria. Il Tribunale federale oggi è presieduto da una giudice donna, molte corti sono presiedute da giudici donne, quindi penso che non si possa sicuramente parlare di ambiente maschile. Io peraltro nella mia esperienza come giudice supplente non ho mai vissuto questa sensazione di essere in un ambiente maschile, ma mi rendo conto che questo è un lusso comunque oggi. E d'altra parte però penso che sia importante che la massima istanza giudiziaria federale dia questo esempio anche per altri ambiti a livello cantonale. Approfitto della sua presenza per ricordare quali sono i compiti del Tribunale federale. Per chi non lo sapesse, è la massima autorità giudiziaria svizzera, giudica come ultima istanza la quasi totalità delle controversie giuridiche, vigila sull'applicazione uniforme del diritto federale in tutto il Paese, garantisce la protezione dei diritti costituzionali dei cittadini e le sue decisioni contribuiscono all'evoluzione del diritto e del suo adattamento alle nuove realtà. Insomma, l'attende una bella responsabilità. Che cosa significa per lei essere un giudice del Tribunale federale? È una domanda molto difficile. Penso che questo ruolo sia per me la sintesi perfetta di due caratteristiche mie personali.
Da un lato io ho un'anima accademica a cui piace fare ricerca, studiare, cercare nuove soluzioni nell'applicazione del diritto. D'altro lato però credo di avere una forte attenzione per il singolo, affinché ogni individuo trovi la propria giustizia, e quindi penso che questa attività possa permettere di conciliare queste mie due anime. Lei prima parlava della composizione del Tribunale federale, magari possiamo vederlo più in dettaglio. Al momento sono 38 i giudici, come diceva lei c'è quasi la parità, o se non altro ci avviciniamo, 16 donne, 22 uomini, 3 di madrelingua italiana, 12 di madrelingua francese, 23 di madrelingua tedesca, e poi ci sono 19 giudici federali supplenti. Allora c'è una peculiarità che è tutta elvetica, e cioè il fatto che mentre in alcuni paesi i giudici non devono proprio avere una connotazione politica per la separazione dei poteri, in Svizzera invece per essere giudice bisogna appartenere a un partito, proprio per garantire l'equità e la giusta rappresentanza. Questo però ogni tanto ancora solleva qualche critica, qualche polemica. Siamo andati anche a votare su un'iniziativa che in qualche modo cercava di scardinare questo sistema. Allora le chiedo che cosa ne pensa lei, come lo spiega, come lo giustifica. Allora, la domanda è un po' scomoda per una giudice di fresca elezione. È chiaro che anche il dibattito che si è sviluppato attorno alla recente iniziativa per cui abbiamo votato ha dimostrato che ci sono molti aspetti di questo sistema che sono migliorabili. Del resto non è una novità, nel senso che anche il Greco, il gruppo di stati contro la corruzione, ha più volte ripreso la Svizzera per una serie di caratteristiche del sistema di nomina dei giudici. Però va anche detto che poi, una volta eletto, il giudice è un giurista che applica il diritto, quindi ha un faro che lo guida e ha anche evidentemente le proprie sensibilità personali, e una sentenza non è mai frutto di una decisione di un singolo, ma è sempre frutto di una decisione collegiale a 3 o a 5 giudici, che quindi per definizione è una conciliazione tra diverse opinioni giuridiche e diverse sensibilità personali, e questo a mio avviso comunque garantisce una forte indipendenza. Lei è professoressa Allusi, lo dicevamo prima, quindi questo è un riconoscimento anche per l'università, per il Ticino accademico. Le chiedo che cosa si porta del suo insegnare a Losanna. Il mio professore, il direttore di tesi, che considero il mio padre scientifico, mi ha insegnato sin dall'inizio della mia attività accademica fondamentalmente due cose molto importanti. Una è che bisogna sempre cercare una terza via nell'applicazione del diritto, bisogna anche a volte essere creativi. E l'altra è che in questa ricerca c'è una bussola, che è quella dei diritti fondamentali, dell'effettività dei diritti fondamentali per l'individuo. Ecco, io penso che questi due insegnamenti me li porterò nella valigia per Losanna. E allora noi le auguriamo buon lavoro. Grazie per essere stata nostra ospite questa sera al Faro. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi per averci seguito. La parola torna a Valentina Cravero.